I consiglieri comunali di opposizione del comune di Porto Empedocle, Clestini, Di Francesco, Traina, Nuare e San Filippo intervengono sul disastro finanziario dell'amministrazione comunale. Non è più soltanto una valutazione politica, ma un fatto accertato, messo nero su bianco dagli stessi revisori dei conti del comune. L'organo di garanzia, chiamato per legge a vigilare sulla regolarità contabile dell'ente, dopo mesi di denunce e di silenzio, è emerso un quadro allarmante che conferma ogni dubbio sollevato dall'opposizione sulla gestione del bilancio comunale empedoclino. Con il verbale del 27 ottobre 2025 il Collegio dei Revisori dei Conti ha riconosciuto l'irregolarità di 5 variazioni di bilancio approvati nel 2024 dalla Giunta Comunale, adottate in assenza del bilancio di previsione e senza alcuna reale urgenza. Quegli atti erano del vero inizialmente corredati da un parere favorevole dei revisori, poi ritirati, sono stati utilizzati come base per convocare in fretta e furia una seduta del Consiglio Comunale di Porto Empedocle, facendo intervenire peraltro anche una richiesta del Presidente del Consiglio di convocazione in via di urgenza, nella quale si sarebbe dovuto procedere alla ratifica delle delibere. Solo successivamente, di fronte all'evidenza delle violazioni, lo stesso Collegio dei Revisori ha ritirato quel parere, sostituendolo con un parere sfavorevole e riconoscendo la totale mancanza dei presupposti di legge. La seduta consiliare è stata così revocata all'ultimo momento, nel tentativo di evitare l'ennesimo atto palesemente illegittimo. Ma l'aspetto più grave è arrivato pochi giorni dopo. Con il verbale del 3 novembre 2025 il Collegio dei Revisori ha accertato nero su bianco che le 5 variazioni di bilancio adottate dalla Giunta nel corso del 2024, tutte in assenza di bilancio approvato e senza alcuna urgenza reale, sono inefficaci e hanno generato spese e impegni che si tradurranno in nuovi debiti fuori bilancio. Nel medesimo documento si invita pertanto l'amministrazione a ritirare la proposta di approvazione del rendiconto, a rivedere i residui, gli accantonamenti e gli indicatori di bilancio perché alterati da operazioni irregolari. In sostanza il Comune ha speso dei soldi pubblici su atti nulli. Non è un'opinione politica, lo scrivono i revisori e lo dice la legge. Ci troviamo dunque di fronte a una vicenda senza precedenti che segna il punto più basso della storia amministrativa recente. Questo quanto affermato dai consiglieri comunali di opposizione del comune di Porto Empedocle, Clestini, Di Francesco, Traina, Nuare e San Filippo.